Crescono i contagi in Veneto e l'inversione di tendenza inizia a farsi vistosa, anche se per il momento non si è ancora trasformata in una nuova pressione sulla sanità regionale. Secondo me si deve partire sempre dalla responsabilità, portare la mascherina, distanziamento sociale e igiene delle mani. Siamo davanti a un fenomeno sicuramente di crescita dei contagi, soprattutto tra i giovani. Ricordiamo che questo non si traduce al momento in ospedalizzazione, quindi non abbiamo pressione negli ospedali. In questo momento il Veneto ha 229 pazienti in ospedale, dei quali 8 in terapia intensiva. I rischi però ci sono, e come? La vera preoccupazione è rappresentata dal fatto che molti giovani che si infettano, che non avranno sintomi, poi rischiano di avere, diciamo, in casa delle persone anziane, delle persone adulte che magari non essendo vaccinate possono invece infettarsi e dar corso a malattie anche gravi e quindi dover avere l'ospedalizzazione. A poche ore dalla finale dei campionati europei il presidente rinnova l'appello ai veneti per il fine settimana. Non è la festa della liberazione, non sto parlando solo degli europei ma sto parlando in generale. La mascherina all'aperto la si può non portare, ma se siamo in condizioni di assembramento, ad esempio io e lei che siamo a distanza di 1 metro, la portiamo pur essendo qui all'aperto. Dico che ci vuole attenzione, lo dico soprattutto ai giovani che giustamente magari coccolano anche l'idea di dire beh, ma tanto se mi prendo la variante Delta non avrò sintomi, ma si ricordino che rischiano di diventare vettori, cioè coloro che portano il virus per le case, per le famiglie e magari intercettando qualcuno di coloro che non si sono vaccinati o ancora non hanno potuto vaccinarsi.